Si cerca nei boschi, nei casolari e negli immobili non abitati. Si va avanti e il raggio di azione verrà ampliato. Sonia Bottacchiari e i due figli non danno notizie ormai dal 21 aprile, quando l'ex marito della donna e padre dei due figli ha avuto l'ultimo contatto con il figlio maschio. Poi il silenzio, la macchina ritrovata a Tarcento il 6 maggio e le ricerche avviate, purtroppo senza alcun riscontro. Nei giorni scorsi i sommozzatori di Vigili del Fuoco hanno perlustrato anche i fondali del Torre. Intanto spunta una lettera che la donna ha indirizzato a suo padre prima della partenza, dalla quale emergerebbe uno stato di profonda sofferenza e inquietudine. Il campo delle ricerche si estende, è un cerchio di fatto con un raggio di 1500 metri, quindi 1,5 km, ed è stato quasi del tutto battuto. Intanto al campo base rimangono attivi solo i vigili del fuoco per le ricerche e i carabinieri per le indagini. Da 2 giorni non ci sono segnalazioni di avvistamenti. La protezione civile è rientrata. La famiglia, cioè il papà dei due ragazzi scomparsi, l'ex marito della donna, non sono più qui, neanche la nonna e le altre persone che nei giorni scorsi abbiamo potuto anche intervistare per catturare qualche dichiarazione e gli appelli soprattutto che sono stati fatti sia dall'ex marito della donna scomparsa, papà dei due ragazzi che sono con lei, sia dalla nonna paterna. Come sta vivendo la comunità questa situazione che vede il comune coinvolto in qualcosa che non riguarda direttamente la comunità, ma comunque la vede in apprensione per quello che sta succedendo? Beh, umanamente c'è dell'ansia, c'è della preoccupazione, tanti si bilanciano a fare anche delle ipotesi, però siamo tutti solidali, sono tutti solidali con la famiglia per questo dramma che stanno vivendo in questo momento. Ci siamo messi a disposizione come amministrazione, siamo stati contattati telefonicamente dai vari vertici dei Vigili del Fuoco e della Prefettura, abbiamo fatto quello che ci hanno chiesto. La protezione civile immediatamente è stata allertata e poi anche la squadra che gestisce, la società sportiva che gestisce il palazzetto dello sport si è messa a disposizione per fornire locali, servizi igienici quando poteva essere utile.